Avvocato Porcelli, prego. Sì, avvocato Porcelli. Buonasera, signor Docium. Avvocato. Come sta? Come sto, avvocato? Penso che conosce la mia posizione, la conosce molto bene e dettagliata. Vabbè, Vabbè. saltiamo i Conoscendo commenti. lei. Le farò poche domande. Dunque, abbiamo capito tutti che l'ho difesa per un periodo e abbiamo capito tutti, ed era difficile non capirlo, che lei un giorno era sotto il mio studio con il signor Serurrami. Quindi non le farò domande sul punto perché già mi pare che lei abbia reiteratamente spiegato la situazione. Le chiedo questo invece. Lei, su domanda del pubblico ministero, alla fine della scorsa udienza, ha individuato alcune fotografie. Le sono state mostrate delle fotografie, in particolare un album, se lo ricorda? Come no? Allora, quest'album lei è in grado di averlo ancora oggi o non lo può consultare? Perché io le volevo fare una domanda in ordine ad una fotografia, la numero 7. Questa domanda la dovrebbe fare al cancelliere qui presente, se è in Vediamo possesso dell'album, avvocato. se c'è ancora l'album lì presso il luogo. Allora, signor cancelliere, se lei è così Sedere. cortese di Sì, avvocato. dimostrare dell'album che gli è stato mostrato all'imputato di reato connesso la scorsa udienza e di arrivare a pagina 19.335 che corrisponde alla fotografia numero 7. Sì, avvocato, un attimo. Grazie. Numero 7, mi ha detto? La fotografia 7. Sì. La mostro al Docio. Grazie. Avvocato, Sì, Paul, mi sente? le voglio chiedere. Sì, La allora, avvocato, mi scusi, però qui ci sono varie dati e vari album. La fotografia numero 7 rappresenta Fabrizio il Dentone. Va bene, questo signore quindi si chiama? Fabrizio detto il Dentone. Fabrizio Ferreri? Sì, Fabrizio Ferreri, marito di Alessandra Salera. Perfetto. Senta, questo signore aveva altri soprannomi? Oltre al Dentone no. No. Dunque, domanda successiva. Lei ha fatto riferimento a Fabrizietto Sì. e a proposito di Fabrizietto le chiedo, lei lo ha conosciuto quando questo Fabrizietto? Avvocato, nel periodo che lavoravo con Ottavio Spada, perché all'inizio non l'ho mai conosciuto Fabrizietto. Siccome lei sa che io portavo avanti un'attività con Umberto Bussaglia, conoscevo la io ragazza. non lo so che portava avanti un'attività con Bussaglia. Dico, dico, quindi lei Fabrizietto non lo conosce all'inizio, ma lo conosce quando? Nel 2010 l'ho conosciuto. Allora io, signor Docio, le devo chiedere precisione. Capisco, lei ha fatto tutte le precisazioni del caso dicendo che con le date non è molto bravo, però io credo che il mio esame abbia il solo scopo di farle collocare i fatti. Allora io, per sapere quando nel 2010 lei conosce Fabrizietto Rutilo, io le chiedo appunto quando, la data, non le chiedo il giorno, ma un periodo più preciso rispetto all'anno. Avvocato, un periodo più preciso, io di preciso le posso dire che lo colloco, se non vado errato, febbraio-marzo del 2011 l'ho conosciuto.
quindi febbraio-marzo del 2011. Senta, ma lei lo ha conosciuto personalmente? Come non? L'ho conosciuto personalmente in occasione di un incontro in presenza di Ottavio Spada che si dovevano parlare, siamo saliti dentro la sua auto, poi l'ho rivisto nei pressi delle Bische Pub di Ostia. Quindi diciamo in una prima occasione nell'autovettura di Spada e poi presso le Bische? No, Scusi. dell'autovettura di Fabrizietto, della Peugeot 206 grigia. Quindi questo Fabrizietto che lei dice essere Rutilo Fabrizio aveva una Peugeot 206 grigia? No, io ho parlato di Fabrizio Ardentone. Ecco, io però per questo io le ho fatto questa domanda. Sono due persone diverse, avvocato. Lo so che sono due persone diverse. Allora io vorrei un attimo che lei ci spiegasse a chi attribuisce che cosa per capire un attimo Fabrizio Rutilo da che cosa si deve difendere, capito? Allora, le rifaccio la domanda. Lei Fabrizio Rutilo lo conosce, ha detto, nell'anno 2011. In che occasione conosce Fabrizio Rutilo? Avvocato, se lei me lo chiama per cognome io non so a chi attribuire la cosa. Quindi lei io l'ho non chiamato sa per che si soprannome. Scusi, Paul. No, non so che faccia di cognome Rutillo, chi è dei due. Perfetto. Allora lei dice Fabrizietto, quando lo conosce? Nell'anno 2011. Perfetto, quindi abbiamo stabilito che Fabrizietto lo conosce nell'anno 2011. Le rifaccio la domanda. In che occasione conosce Fabrizietto? In occasione che Ottavio Spada gli doveva parlare riguardo a dei soldi che gli doveva dare inerente a della cocaina che le aveva ceduto. Quindi lei conosce nel 2011 Fabrizietto in questa occasione. Dove lo incontra? Eravamo nei pressi della Conad. Conad di quale? Di quale zona? Di quale città? Conad. La Conad di Ostia prima che della casa di Roberto Spada, nei pressi della palestra. Allora, sull'altra via c'è su via Antonio Forni c'è la palestra di Roberto e sull'altra via c'è la Conad, perfetto. La parallela. Quindi lei in prossimità di questa Conad conosce Fabrizietto. Le posso chiedere le caratteristiche fisiche di Fabrizietto? Cioè quanto è alto, quanti anni ha? Avvocato, diciamo che all'incirca 10-15 centimetri massimo più di me, è magro e calvo. E calvo. Senta, è un soggetto pregiudicato per quanto lei ne ha conoscenza? Siccome non ho quasi mai avuto a che fare con lui, l'ho conosciuto solo in presenza di Ottavio, quindi non lo sa. non avevo a che fare. No. Senta, lei ha detto al pubblico ministero, intanto diciamo quello che non ha detto, lei al pubblico ministero di questo episodio vicino alla Conad non ha parlato, però voglio dire, potrebbe anche essere che lei non se lo sia ricordato, però lei ha parlato al pubblico ministero del fatto che questo Fabrizietto sarebbe stato fidanzato con tale Baficchiona. Se lo ricorda questa circostanza? Non ho nominato tale Baficchiona come la fidanzata di Fabrizietto, ma una delle nipoti che era all'incirca alta come me, capelli lunghi, ricci, No. era fidanzata con Fabrizietto, era la nipote di una dei Baficchi. Scusi, io le devo contestare, ma solo per ricordo alla memoria, che lei al pubblico ministero ha detto esattamente, e guardi il dato è riportato addirittura nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ha detto al pubblico ministero che Fabrizietto era fidanzato con una nipote di Galleoni che chiamavate Baficchiona. Se lo ricorda questo fatto? Avvocato Porcelli, no,
non ho mai chiamato la ragazza di Fabrizietto Baficchiona, nonché una delle madri o delle zie di quest'ultima. La dottoressa Calò, durante i 180 giorni, io ho identificato anche queste persone che a quest'oggi non sono nell'album e che ho indicato come la ragazza di Fabrizietto. Avvocato, se vuole chieda alla dottoressa Ilaria Calò la fotografia a quale ho sottoscritto. Guardi Dociu, che io l'ho seguita bene la scorsa udienza, lei lo ha ridetto anche alla scorsa udienza, individuando una ragazza alla fotografia numero 36, quindi io l'ho seguita benissimo. Io però le volevo chiedere questo fatto perché lei lo ha raccontato, adesso le faccio la contestazione formale, al pubblico ministero nel corso del verbale, se non erro, del 17 maggio 2016, lei individua questa signora come Baficchiona. Se non se lo ricorda, lei può dire che non se lo ricorda. Voglio dire, non è che io le faccio la contestazione per metterla in difficoltà. Avvocato Porcelli, io preciso che la ragazza di Fabrizietto, di cognome, sempre se non vado errato, non vorrei, però se non sbaglio fa di cognome Ventrella. E quindi a questo punto io le devo chiedere, la signora Ventrella è una nipote del signor Galleoni? Per quanto dei Baficchi, non del signor Galleoni, non ho mai detto che dei Galleoni, però dei Baficchi, perché là Scusi, sì, allora, c'è la signora che ha il negozio di le cose di casa vicino alla palestra, che la chiamano Baficchiona. Docio, mi scusi un attimo. No, io mi perdo. Quando lei parla dei Baficchi fa riferimento a quale famiglia? A Giovanni Galleone, a Massimo, a Titi. Perfetto, lo ha detto. Le ripeto, io non le voglio far perdere tempo, no? Perché abbiamo detto che ormai è tardi e lei è stanco. Quindi quando io le dico una nipote dei Baficchi, noi stiamo parlando, io e lei stiamo parlando di una nipote appartenente alla famiglia dei Baficchi, cioè dei Galleoni, è corretto? Ma io so che di cognome lei fa Ventrella, per quanto questo, ne so, signor Giovanni Docio, Galleone fa Galleoni di cognome, poi se esatto. imparentati con un'altra famiglia di nome Ventrella, questo non lo so perché non conosco tanto le parentela, però conosco le figure che Signor sono lì Dociu, e le lei ha posso capito? attribuire che quella era la ragazza di Fabrizietto. Signor Dociu, diciamo che ha capito perfettamente la mia domanda. Lei mi dice che quella è la ragazza, lei dice che si chiama Ventrella e io le faccio la domanda. La signora Ventrella, per quanto a sua conoscenza, è imparentata, ha rapporti di parentela con la famiglia Galleoni o con i cosiddetti Baficchi? È una semplice, diciamo, sintetica domanda. Non lo so, però l'ho collegata alla famiglia dei Baficchi. Ma lei lo ha collegata o è collegata? L'ho collegata lei l'ha perché... collegata. Perfetto, sì, ho capito, lei lo ha collegata. Senta, le faccio una domanda successiva. Chi è la signora Biglietti Paola? Se lo sa. Biglietti Paola. Paola Biglietti. Non lo so perché non ho mai fatto questo nome di Paola Biglietti. Io le dico che la signora Paola Biglietti è l'ex moglie del defunto Galleoni Giovanni. Se mi dice così allora gli rispondo che è la moglie di Giovanni Galleone ha i genitori in piazza Gasparri che abitano. Perfetto. Allora, e sono di origine siciliana, come ho già ribadito, o vado errato? Si va errato, ma non è questo che rileva. Io le voglio semplicemente chiedere se la circostanza che lei ha riferito la scorsa udienza, ed è l'ultima domanda che le faccio sulla posizione di Fabrizietto, che questo Fabrizietto avrebbe riferito notizie circa il luogo dove era Galleoni nell'anno 2011, questo fatto che lei ha riferito al pubblico ministero, io vorrei capire quando l'ha saputo e da chi l'ha saputo. L'ho saputo in quanto dopo che è successa la discussione che Nader, l'egiziano, ha sparato sul garage di Giovanni Galleone, in seguito Galleone è sparito all'incirca per una settimana o due. In questa occasione
proprio in questa occasione, se non sbaglio, Fabrizietto doveva dare dei soldi a Ottavio e ci siamo incontrati per questi soldi, che Ottavio le aveva chiesto informazioni su Giovanni. Quindi lei sta dicendo che questo fatto lei lo ha preso perché era presente ad un dialogo. Sì, ero presente dentro la macchina sul sedile posteriore dell'autovettura. Oh, e questo fatto, signor Docio, in che anno e mese sarebbe avvenuto? 2011. Oh, se lo ricorda il mese? Maggio 2011? È avvocato. Non se lo ricorda. Perché anche di questo fatto lei non ha parlato al pubblico ministero, però magari non se l'è ricordato in quel momento. Oggi ne parla per la prima volta e io le chiedo se lo può collegare alla data del 25 maggio del 2011. No. No, non lo so, avvocato, cioè non so che dirvi, la data. Però vi posso dire quando inerente a che cosa, come e quando. Però la data non me la ricordo. Vabbè, diciamo che quindi lei nel 2011, le ho detto maggio che mi ha risposto, a parte il giorno, che non se lo ricorda neppure se era maggio? No. Non se lo ricorda. Senta, quindi nell'anno 2011 lei si incontra con Spada Ottavio, all'interno della macchina c'è questo Fabrizietto, e che cosa dice Fabrizietto? Le parole che ha proferito in quel contesto, se le ricorda? Ricordo che aveva riferito che si era barricato dentro la villa di Ardia. Stava dentro la villa di Ardia e non usciva. E poi in seguito, dopo una Quindi questo quindicina Fabrizietto le avrebbe detto che, non ho capito chi, si sarebbe barricato dentro la villa di Ardia. Esatto? Giovanni Galleoni. Ah, che Giovanni Galleoni si era rifugiato dentro la sua villa. Senta, quindi altri testimoni a parte lei e Spada Ottavio non ce ne sono di questo episodio? Avvocato, se cerchiamo testimoni allora mi devo portare mia moglie ogni volta appresso a me o qualcuno della No, famiglia vabbè, mia. le ho fatto... Perché lei non si deve Ma lei mi arrabbiare. chiedete testimoni, ma se sono tutti omertosi qua dentro, ma che dobbiamo fare, avvocato? Quali testimoni mi sta vabbè. chiedendo? Va bene, lei a me va mi bene, conosce, Docio, mi non conosce faccia- da quando sono Non minorenne. Docio, faccia avvocato. commenti, risponda Docio, alle Ma non mi domande. faccia certe domande, per cortesia. Docio, non si arrabbi, mi faccia fare il mio lavoro. Le ho fatto una No, ma domanda. che sarà? E Ma allora visto che stia lei è tranquillo. l'unica che mi conosce. Docio, Docio, stia così non tranquillo. finiamo più se fa Ecco, le io le ho polemiche fatto e una i semplice domanda. No, gliel'ho fatta solo perché lei non l'ha raccontata al pubblico ministero e quindi è una circostanza che per me è nuova, capito? Allora cerco di collocarla. Non la posso collocare perché non sa dirci il mese. Non l'ha mai detta prima al pubblico ministero. Lei capisca bene che io ho la curiosità di capire di che cosa parliamo. Comunque abbiamo capito il fatto. Successivamente a questo incontro, questo Fabrizietto che avrebbe poi fatto? Poi io non mi ricordo che se non vado errato aveva riferito che se avesse avuto altre informazioni su Giovanni Galleone l'avrebbe portato a conoscenza di Ottavio Spada. Senta, ma le disse pure che frequentava la villa di Ardea? Fabrizietto le disse che lui frequentava la casa di Ardea? Lui chi? Fabrizietto? Certo. No, non ha mai riferito che frequentasse la casa di Giovanni Galleone ad Ardea. Scusi, Però, come io so e non ci sono mai stato a casa di Galleone ad Ardea, lo sapeva anche lui No, che c'aveva vabbè, una sì. villa ad Ardea. Docio, proprio per questo, no? Venirvi a dire che Galleoni stava ad Ardea non era una notizia nuova, quello che voglio capire.
lei ha raccontato al pubblico ministero questa vicenda in un altro modo, cioè lei ha detto che questo tale Fabrizietto sarebbe andato a parlare, non so con chi, oggi abbiamo capito con Spada Ottavio, dicendo a Spada Ottavio che Galeoni stava nella sua casa, perché in realtà lui avrebbe potuto in qualche modo, frequentando la casa, darvi delle notizie. Lei così l'ha raccontata al pubblico ministero. Allora io le dico, oggi lei invece dice non Frequentare la casa no, frequentando la famiglia, avvocato. Se vuole No, va bene anche quello che lei dice, frequentava la famiglia, no, vabbè. no, avvocato, io non va bene quello che io dico. Se lei mi fa le domande in base al verbale illustrativo che io ho reso, cioè, io ho detto, non che frequentava la casa, frequentava la famiglia di Galleoni. Perfetto. Lei oggi dice che frequentava la famiglia del signor Galleoni. Ma la famiglia dove viveva Galeoni o una famiglia dei Baficchi? Dei Baficchi. Quindi frequentava la famiglia dei Baficchi. E posso sapere se lei sapeva quale famiglia dei Baficchi? Quali Baficchi? Come ho già riferito, avvocato, all'angolo della palestra di Roberto Spada c'era un negozio di cose per la casa che era di proprietà di questa che tutti quanti la chiamavamo Baficchiona, quindi la chiamavate che vedevamo spesso anche passare questa ragazza che io so che la ragazza di Fabrizietto passava lì con questa signora andare al negozio, che l'avevamo vista andare al negozio, per questo dico che è una nipote di questa dei Baficchi. Quindi questa Docio, ragazza. per cercare sempre di capire, io pensavo che la posizione Rutilo veramente durasse un minuto, ma non ci riusciamo. Allora io le dico questo. Quindi noi possiamo dire che la fidanzata di Fabrizietto frequentava una signora che voi chiamavate Baficchiona, e questo determinava un rapporto con la famiglia dei Baficchi. Questo lei sta dicendo? Perché più o meno. Più o meno. Dopodiché dico, il fatto che Fabrizietto vi venisse a dire notizie su Galleoni Giovanni, lei lo ha spiegato al pubblico ministero, ma io non me lo riesco a far spiegare bene come se l'è fatto spiegare il pubblico ministero. Derivava dal fatto che Fabrizietto frequentasse la famiglia di Giovanni Galleoni? Perché se no le devo fare la contestazione, capito? Sì, che frequenta i familiari i familiari, sì. Va bene, io sulla posizione di Rutilo Familiari o parenti. Familiari, parenti, perché tra parenti sono come serpenti, si mangiano tra di loro. Sì, però lei capisce bene, Dociu, ma non voglio fare valutazioni perché io le volevo fare solo poche domande, e che se lei racconta al pubblico ministero che Fabrizietto vi dà notizie di Galleoni, cioè di dove stava Galleoni, è perché evidentemente lo sapeva, quindi io le devo adesso chiedere sulla base di quali elementi lui lo sapesse, però non voglio allungare la questione. Io le ho fatto la contestazione del verbale in cui lei ha raccontato al pubblico ministero questo fatto, cioè che il Fabrizietto vi ha riferito perché frequentava la famiglia di Giovanni Galleoni dove fosse Giovanni Galleoni, cioè in quella villa ad Ardea. Questo lei lo ha detto al pubblico ministero, se lo ricorda? Sì, avvocato, allora io dico, per quale motivo Fabrizietto non prendeva la cocaina da Giovanni Galleone e la veniva a prendere da Spada? Vabbè, questo Per lo stesso motivo per quale rivelava dava informazioni su di lui. Docio, scusi, Docio, noi ci è una cosa molto semplice, avvocato. Docio, noi ci conosciamo, lei sa che la considero una persona intelligente, però io le sto facendo un esame, non è che lei fa le domande a me. Tra l'altro mi sta facendo una domanda relativa a un argomento che non le ho chiesto. Io sono soddisfatta di quello che lei ha raccontato, perché collima sostanzialmente con quello che aveva detto in parte al pubblico ministero. Passiamo ad un'altra posizione, la posizione di Rami, Serur Rami. Anzi, prima di Rami, scusi, un brevissimo passaggio nella posizione di Serur Sami. Lei, parlando di quella famosa questione dei Parioli, di cui purtroppo sono diventata protagonista mia malgrado, ha fatto riferimento alla presenza di Sami. Credo che lei si sia sbagliato, non era presente Sami ai Parioli, no? No, io stavo insieme a Rami. Perfetto, no, perché lei prima probabilmente sbagliando ha detto Sami, siccome io
lo so, insomma, nel senso che l'ho ascoltata, ho capito che era un errore, però lo deve dire lei che è un errore, non lo posso dire io. Quindi Sami non c'era. Sami non c'era, no? Sami non c'era. Non c'era. No, non c'era, c'era Rami. A proposito di Sami, le voglio dire questo. Lei ha raccontato la scorsa udienza che Sami avrebbe in un'occasione avrebbe fatto una telefonata dall'internet point in un paese straniero su incarico dei signori Spada. Si ricorda questo fatto? Sì. Allora io anche in questo caso le vorrei chiedere, visto che lei al pubblico ministero lo ha detto, quando è successo questo fatto? Dopo all'incirca un mese e mezzo dopo l'omicidio di Giovanni Calleoni. Quindi diciamo che i primi mesi del 2015, un mese e mezzo. Perché lei, le devo contestare, che nel verbale di interrogatorio che ha reso il 9 dicembre del 2015, lei ha parlato dell'estate 2012. Allora io le chiedo, ricordava meglio quando ha parlato col pubblico ministero? Che capisco che dopo tante ore, dopo tanti interrogatori, uno si possa dimenticare una data. Avvocato, guardi, con tutta la pazienza e tutto quanto, ma non ricordo di aver riferito al pubblico ministero una data precisa, un Lei ha anno parlato o di il giorno. estate 2012. Non ha dato una data precisa, ha dato una stagione dell'anno 2012, perché io le faccio la contestazione formale e lei mi deve solo dire se lo ricorda adesso oppure se non se lo ricorda adesso, ma la contestazione rimane. Lei lo ha Avvocato, detto al PM, se lo ricordava a dicembre, no? Del 2015. Sì. Va bene. Allora, adesso passiamo alla posizione di Serur Rami. Signor Presidente, Sì, dica. scusate, ma io sono le 5:30, sto rispondendo anche a Casaccio a dire di sì. Io mi alzo e me ne vado, signor Presidente. Scusate, dottoressa Ilaria Calò, ma c'è un limite, cortesemente, Guardi, dottoressa. stiamo finendo, guarda. Stiamo finendo, così evitiamo di utilizzare un'altra udienza per sentirla. Su, avvocato Porcelli. Stiamo finendo, ancora, signor giudice, stiamo finendo alle 9. No, Questa no, sera, io no, ancora non- ho 4-5 ore di non viaggio, si può- signor non Presidente, ci per arriviamo alle cortesia. 9. Allora, Signor Dociu. è nel suo interesse, così oggi finiamo con lei. Su, avvocato Porcelli. Presidente, scusi, avvocato De Caprio, vuol dire che mi devo allontanare, lascio l'avvocato Sì, grazie, in va bene. sostituzione, grazie. Dociu, sarò breve, nel Dociu, senso su. che se lei risponde sintetico, io sarò sintetica, mi Allora. deve scusare. Allora, passiamo alla posizione di Rami, Serur Rami. Allora, lei ha detto in primo luogo che voi siete andati insieme al signor Rami ad incontrare un tale Mazzoni, se lo ricorda? Tale Mazzoni di nome? Mazzoni lo ha chiamato prima Massimo e poi Mirko. No, io non ho chiamato mai Mazzoni a nessuno, me l'avete detto voi No, no, lei ha Mazzoni, detto- no, io ho no. chiamato sempre Mirko, Vabbè, Mirko, ho vabbè. chiamato sempre Mirko, avvocato. Guardi, ha Mirko, parlato anche sì. di Massimo, comunque Vabbè, diciamo vabbè, che adesso- lei si ricorda Mirko. Allora a adesso questo Mirko. punto le chiedo, la vicenda di Mirko, lei a quando la colloca, anche qui se è così cortesi di dirmi, non dico il giorno, ma almeno il mese e l'anno. Avvocato, mi pare che oggi ho ripetuto 10.000 volte che io con le date non so bravo, però levo le giorno, Ma non è mesi, che anni. io voglio il giorno, Dociu, ma lei deve capire che lei Dociu, dice delle cose l'anno che se noi lo non- ricorda. Almeno l'anno se lo ricorda. Cioè, il mese... Avvocato, mi scusi, si faccia autorizzare, fate una ricerca presso l'ospedale Grassi dove è stato ricoverato e vedete quando è stato pestato Va bene, vabbè. quel signore. questa- E in precedenza, 15-20 giorni prima, abbiamo fatto questo passaggio
È tanto semplice perché al pronto soccorso risulta a carta quando è stato ricoverato. Va bene, ci ha dato un'indicazione. Va Sì, bene. però Presidente, scusi, ci ha dato l'indicazione e noi lo ringraziamo, ma l'indicazione è stata già utilizzata dal pubblico ministero, ma io la voglio sapere da lui, perché ovviamente ci sono tutta una serie di produzioni documentali, sì, Presidente, però danno il senso della domanda. Se non la Allora io ricorda- capisco che lui, poveraccio, non si possa ricordare tutte le date, però noi abbiamo necessità di collocare le dichiarazioni di accusa di un signore di cui non possiamo avere, ovviamente dobbiamo avere rispetto, se ci dà anche delle indicazioni temporali, perché però se lui, questo signore... siccome non ricorda la data, ha detto andate a vedere. Senta, il scusi, era ricovero estate, se lo in ricorda referto del se era pronto estate o soccorso. inverno? Ma così non si può fare, Presidente, non si ricorda la data, noi dobbiamo andare a fare le ricerche. Scusi, e poi le voglio fare allora questo ulteriore, dico, la domanda che le faccio, dico, almeno si ricorda la stagione dell'anno? Era estate, era inverno? Avvocato, do un'altra indicazione proprio perché non mi ricordo la data, il giorno e l'anno. Il suocero di Rami, quel periodo, ha affittato presso il porto di Ostia una 500 nuova e in seguito una Punto Evo. Sì, però ci vede, fate lei un si controllo sulla carta scusi, posso di dire una credito del cosa? suocero. Dociu, lei si ricorda le tipologie delle macchine e pure le targhe, ma non si ricorda almeno l'anno dei fatti, no? Allora, sarà un modo di pensare, io non lo voglio contestare, però... No, non è un modo di pensare, però è come lo chiamano gli psicologi? Un deficit dell'attenzione, avvocato, in termini psicologici. All'epoca. Vabbè, allora. Chi faccia la contestazione? Allora va io a faccio dichiarare- la contestazione, no, lei nel verbale del 9 dicembre 2012, ma lo ha detto anche nel verbale successivo, ha raccontato questo fatto collocandolo tra il 2010 e il 2011, se lo ricorda? Le leggo testualmente. Sì, diciamo di sì, diciamo di sì. Allora, lei dice 2010-2011, perfetto. Senta, e visto che non possiamo avere altre notizie ulteriori, lei era presente ai fatti? Ai fatti del pestaggio, dice? Scusi, lei ha parlato di un appuntamento, prima l'appuntamento e poi parla del pestaggio. Io volevo sapere se lei era presente Sì, all'appuntamento e al pestaggio. abbiamo ritirato tutti e due insieme i 20 kg di Va bene, hashish presso i due cimiteri. non deve riraccontare i fatti, mi dica solo se era presente a tutte e due le occasioni. Chiedo scusa, ma posso chiedere al difensore da dove ha preso la contestazione? Perché a foglio 22 del verbale illustrativo lui dice sto parlando del 2011 se non vado errato. Allora io l'ho preso, dottoressa, A pagina 22. a pagina 5 del verbale, sì è vero, ha ragione, ho detto 9 dicembre, ma invece è 5 gennaio 2016. Mi deve scusare, ma ho sovrapposto le prime pagine dei due verbali. 5 gennaio 2016, pagina 5. Rettifico la contestazione, Presidente. Allora, dicevamo, Dociu, dicevamo appunto che volevo sapere se lei era presente a tutti e due gli episodi, cioè all'acquisto di droga e al... Ho risposto già, sì, a tutti e due gli episodi ero presente. Perfetto. Ora, volevo dirle poi, lei ha detto che dopo l'arresto di Spada Ottavio si era creata una situazione di confusione nel mercato di Piazza Gasparri, è giusto? Quindi la mia domanda è questa. Rami che cosa doveva fare con questa sostanza stupefacente che ha acquistato tra il 2010 e il 2011? Cioè l'acquisto di sostanza stupefacente, Rami l'aveva, diciamo, gestita in autonomia insieme a lei? Avvocato, uno non può essere un acquisto perché l'abbiamo sottratta e non è stata più pagata. Vabbè. Due, l'abbiamo rivenduta e è stata distribuita in parti uguali.
Perfetto, in parti questo uguali, Romolo, volevo Ottavio sapere. Spada, Volevo io sapere e questo. Rami. Volevo sapere questo, ha risposto. Non si arrabbi, le faccio domande, lei può rispondere anche senza arrabbiarsi, no? Penso io. Poi le chiedo. Lei ha detto che i Rami, insieme a Sami, sarebbero stati interrogati per quella famosa telefonata. Allora io voglio capire questo, perché la ragione per la quale sono stati interrogati i due, lei ce la può spiegare oggi? Stati interrogati chi? Avvocato? Sami, Rami, chi? Dico, la ragione per il quale sono stati chiamati Rami e Sami per fare una telefonata presso l'Internet Point successivamente all'omicidio duplice Galleoni e Antonini, qual è stata? Cioè per quale motivo sono stati incaricati questi due fratelli di fare una telefonata al Nader, come ha raccontato lei? Non è che sono stati incaricati, sono stati solamente, gli avevano chiesto se potevano effettuare questa telefonata e non parlare in italiano. Scusi? Non ho capito l'ultima parte. Gli è stato soltanto chiesto cortesemente, non sono stati chiamati all'ordine, diciamo. E io questo volevo capire, sono stati chiamati cortesemente? Gli è stato chiesto un semplice favore di non usare la lingua italiana. Perché tutti e due sono egiziani. Oh, va bene, ma dico, poi l'ha chiamato pure lei, ha detto a Nader, no? Sì, l'ho chiamato la prima volta, l'ho chiamato In che lingua ci ha soltanto io. In che lingua ci ha parlato con Nader? Io ci ho parlato in italiano. Perfetto. Senta, un'ulteriore domanda e mi sto avviando alla conclusione. Lei ha detto che è stato molto amico di Rami perché vi siete frequentati. Voglio capire, vi siete frequentati per l'anno 2012? Da fine 2011, insomma da quando è cominciata la storia con Galleoni, che è successo tutto questo ambaradan con Galleoni, ho cominciato a conoscere sempre più Rami, ci siamo andati a divertirci, ci siamo ubriacati, Sì, ci l'ho siamo detto, drogati, l'ho detto. abbiamo fatto di tutto. Docio, non mi interessava farle ripetere, io volevo sempre la solita collocazione cronologica, cioè voglio capire, lei Rami lo comincia a frequentare dopo l'omicidio, quindi parliamo del 2011, e lo frequenta per l'anno 2012, fino a che lei viene arrestato? Fino a qualche mese prima, diciamo fine 2012. Quindi lei per l'anno 2012 colloca tutti i fatti che ha vissuto con Serur Rami, è giusto? Tra il 2011 e il 2012. Perfetto. Oh, e se le dico... E lo conoscevo. Tra il 2011, cioè data dell'omicidio, tutto il 2012. Perfetto. Sì. Senta, per quanto concerne la posizione di Rami, io ho concluso. Allora, passiamo alla posizione di Pergola Daniele. Allora, la mia prima domanda è questa. Lei lo sa quando è morto Marco Salera? Ero agli arresti domiciliari. Quindi lo sa? Sì. Però ce lo dice? Era un periodo estivo. Un periodo estivo e mi aveva difeso l'avvocato dello studio suo, Angela. L'avvocato Mi aveva Pascale? difeso, sì. Vabbè, però siccome io non è che mi posso ricordare i fatti di anni addietro, le chiedo, parliamo di che anni? Presso allo studio c'avete il fascicolo. Ma io non ho avvocato. nessun fascicolo perché l'avvocato l'ha difesa in proprio non sta più da me da 6 anni, quindi io le faccio una domanda che non è che devo andare a fare l'investigatore, vorrei capire. Lei lo ricorda quando è morto? Lo sa quando è morto Marco Salera? Se lo sa, se non Prima lo sa... di
Prima di Giovanni Galleone, era il periodo estivo, io ero agli arresti domiciliari. Quindi possiamo dire estate 2011? Non so se possiamo. Vabbè, non lo sa. Allora, io le voglio dire questo. Lei ha detto la scorsa volta che ha lavorato per Pergola Daniele, lo ha detto lei testualmente, me lo sono scritto, per un mese. Per un mese. Allora io le posso chiedere al solito, questo mese... Avvocato Angela, scusi, avvocato Porcelli. Mi può chiamare anche per nome, non è un problema. Scusi signor Presidente, gli può dire all'avvocato che mi difende se risponde a quel telefono per cortesia perché non vuole rispondere? Se risponde? Se risponde al telefono il mio Allora, avvocato... se mi chiama il cancelliere dal sito remoto, cortesemente. non posso che dire, non posso parlare col Docio mentre risponde alle Docio, se lei vuole un domande momento di dell'avvocato pausa, io non ho Porcelli. nulla Io ho in risposto. Allora, ma adesso qual è il problema? Ma non Docio? posso parlare con lui mentre risponde agli avvocati. C'è un problema. Videoconferenza. Qual è l'esigenza sua, Docio? Si vuole solo del Signor fatto Presidente, che visto che l'altro ma io ieri è l'ho stato chiuso il rappresentato. collegamento e non ho potuto parlare con il difensore, devo parlare con l'avvocato. Ah, Perché io non so quando se mi viene l'avvocato all'istituto, non so niente. Ma aspetti, ma alla fine della sua deposizione... signor Presidente, ma io sono tenuto a stare qui fino alle 5:30 da stamattina, da questa Anche mattina. noi stiamo non, qui, non guarda. posso parlare col mio difensore, Siamo scusate. tutti qui. Noi dobbiamo fare il processo e lo dobbiamo fare anche in tempi brevi perché gli imputati Sì, sono signor detenuti. Presidente, ma se si interrompe il collegamento video io non posso parlare con l'avvocato perché No, si no, ma staccano non le si linee. preoccupi, guardi che quando finiamo l'udienza il collegamento rimane per parlare con l'avvocato, capito? Adesso risponda a queste ultime domande. Prego, avvocato Porcelli. Dico, sono preoccupata perché tutti i collaboratori quando faccio l'esame lo devono interrompere l'esame. Sono preoccupatissima, guardi, faccio questo effetto, mi dispiace. Io sono qua Ma da lei non stamattina, c'entra niente, avvocato. non c'entra niente. Non è che lo Docio, voglio non ce interrompere l'avevo. perché sono Docio, non alle 5:30, facciamo polemiche, se c'era così questa finiamo mattina, anche io non prima. interrompevo, si sia sicura. Finiamo non ce prima, l'avevo Docio. con lei. Allora, non ce l'avevo con lei, era una battuta, me la permetta. Dai, allora, andiamo avanti, su. avanti. Le stavo Cerchiamo di dicendo concludere. appunto, lei ha detto alla scorsa udienza che aveva, leggo testualmente le sue dichiarazioni della scorsa udienza, che io ho lavorato per Pergola Daniele per un mese. Le posso chiedere questo mese in quale arco dell'anno e appunto, lo colloca? Cioè quando è che lei avrebbe in questo mese lavorato per Pergola Daniele? Ho lavorato tra un periodo estivo tra il 2009 e il 2010 e un altro paio di nel 2012. Fondamentale sapere nel 2012 quando? Prima parte dell'anno, seconda parte dell'anno? Dopo agosto. Quindi diciamo che a settembre del 2012 lei lavora 2 settimane. No, non ho detto settembre, No, dopo no. agosto. Dopo agosto del 2012 lei lavora per 2 settimane e poi prima abbiamo detto 2009-2010. Allora, lei 2009-2010 ha raccontato che svolgeva questa attività a Piazza Gasparri. È giusto? Più o meno sì. Sì. Lei Ricordo conosce- benissimo che prima di iniziare la mia attività a Piazza Gasparri sono stato arrestato con Busaglia Umberto Sì, che sì, ce lei l'ho ci ha assistiti raccontato, entrambi al Tribunale di Roma, avvocato. Signor di questo... Docio, me lo ricordo benissimo, voi aveste gli arresti domiciliari, io però non Grazie, è che sono soltanto io, grazie avvocato, grazie. No, voglio dirle semplicemente che io non voglio farle ripetere le stesse cose, capito? Allora io dico, se lei si attiene alla mia domanda noi facciamo in fretta. Allora le dicevo, quindi lei in questo mese ha lavorato a Piazza Gasparri, ha detto di sì. Lei ha detto anche che Pergola Daniele era una persona che utilizzava sostanza stupefacente e che lo faceva in un garage, se lo ricorda questo fatto? Come no, mi ricordo pure tante altre belle cose.
Vabbè, io le faccio questa di domanda e le chiedo, mi può dire qual è il garage dove Pergola Daniele utilizzava sostanza stupefacente? Scusi, cerco di fare il mio lavoro. Va bene, il garage è quello vicino alla pizzeria, che è all'ingresso, a fianco alla pizzeria, che è sotto la casa di Daniele Pergola, diciamo. Oh, e sotto la casa del Daniele Pergola il garage a cui fa riferimento è quello dove si sta Maurizio? Precisamente. Va bene, quindi nel garage di Maurizio lui utilizzava sostanza stupefacente. Lei sa che Pergola Daniele fu arrestato per fatti del 2006-2007 nell'operazione a cui lei prima ha fatto riferimento, no? Che fu arrestato anche di Silvio Francesco. Se lo ricorda questo fatto? Sì, me lo ricordo dai media e me lo ricordo anche perché poi se ne parlava. Ecco, io infatti questo voglio capire queste due cose. Quando lei fa riferimento all'episodio e alla vicenda dell'arresto delle persone ad Ostia, lo sa perché gliel'hanno riferito, perché era presente, perché l'ha letto? Di questo arresto io l'ho saputo presso Casal del Marmo, che in seguito, quando sono uscito, mi è venuto a prendere presso la casa famiglia a Busaglia Umberto e avevamo parlato di questo, dell'omicidio di Fabio Carichino. Va bene, ho capito. Quindi lei lo ha saputo perché gliel'ha raccontato un'altra persona di questa situazione, giusto? Senta, e del debito... Giusto. E del debito che avrebbe avuto Daniele Pergola con i signori Spada, chi glielo ha raccontato? È proprio la bocca della verità, dottoressa, proprio lui che lo diceva davanti al forno, che appena finiva il debito se ne voleva proprio andare da Piazza Gaspari perché non voleva più avere niente a che fare con loro. Quindi perché lui, diceva che commetteva reati per far mangiare loro. Scusi, lui chi? Daniele Pergola stiamo dicendo? Sì, sì. Quindi Daniele Pergola le ha detto che aveva un debito con i signori Spada. Senta, e lei lo sa quanto ammontava questo debito? Non superava i 50 e non era meno di 20. Scusi, le avrà detto una cifra, no? Pergola Daniele le avrà detto una cifra? Le ha detto non meno di 20, non più di 50, le avrà detto una cifra? C'ho un debito di... Avvocato, non ricordo la somma precisa, però non era né superiore a quello che ho detto né inferiore. Perfetto. Senta... Perché faceva riferimento che mancava poco tempo alla fine del debito. Perfetto. Senta, e quando sarebbe nato il debito? Quando sarebbe sorto? Questo non so. Se non vado errato, lui faceva sempre riferimento che a seguito delle perquisizioni, della sostanza che veniva buttata a seguito delle perquisizioni, e questo debito avrebbe ammontato. Scusi, le perquisizioni che avrebbe avuto Pergola Daniele? A quanto mi pare sì, o la presenza diciamo che no, solo Pergola, pure quando arrivavano le forze dell'ordine in piazza Gasparri, il ragazzo che deteneva le sostanze le buttava. E di queste perquisizioni, scusi, delle perquisizioni fatte a carico di Pergola Daniele, lei ha avuto notizia da quale fonte? Notizia, se ne parlava sempre là al forno nel periodo che io ho lavorato con... Se ne parlava da parte di chi? Sempre Se ne parlava lì al forno, in piazza Gaspari, sotto casa sua, perché parlava anche in presenza di Francesco che abita sopra di lui, Spada Francesco. Quindi diciamo che lei tutto quello che ci sta raccontando, delle perquisizioni, del debito, diciamo dei rapporti, l'ha assunto direttamente da Pergola Daniele, che è la fonte principale. Senta, lei ha detto di essere stato fermato in prossimità di una panchina, giusto? Allora, se lo ricorda questo fatto? E ha detto che questo sarebbe successo... sono stato fermato anche più volte, avvocato. Vabbè, adesso la mia domanda è questa, poi mi dirà delle altre volte se me lo vuole dire. Voglio capire, l'estate 2012 lei ha detto che è stato fermato in prossimità di una panchina, è giusto?
Nel 2012 no, avvocato. Lo ha detto prima, lei ha detto nell'estate... Devo precisare, in seguito all'omicidio di Giovanni, mi pare, stavo lì, ero di passaggio, mi ero soffermato e è giunta una o due pattuglie, 2 jeep della polizia che non erano da Roma. Quindi non era l'estate 2012 della panchina, ma di quando? Periodo successivo all'omicidio di Giovanni Galeone, che erano cominciate, la presenza di molte forze dell'ordine sul posto, tra carabinieri e polizia, che non erano di Ostia. Sì, ho capito, era sempre il solito discorso. Lei prima ha detto estate 2012, adesso dice che invece è 2011, però non sappiamo quando è il 2011, è giusto? Avvocato, io sono stato fermato quando ho lavorato per il Pergola e sono stato fermato anche altre volte, perché lei sa benissimo, non cerchiamo l'ago nel pagliaio, che io abito lì. Quando scendo di casa, se non vado a fare affari, ma dove vado? polemica. Vengo ai parioli di lei, vengo. Docio, non faccia polemica. Cercando l'ago nel pagliaio. Veramente, sì, sta cercando scusi. l'ago nel pagliaio col Pergola, è il Ma pupillo ascolti, suo, se sa lo ma sapere. ascolti. Docio, no, non deve ascolti. fare polemiche, poi le cose che sa l'avvocato non è detto che le sappia anche la Corte. Appunto, No, ma soprattutto Docio, signor Presidente, ma io abito là attraverso la strada, se esco di casa e mi vado a prendere il caffè e mi vado a fumare una sigaretta, dove è il bar più vicino? Il bar Chicco che non lo frequento. Docio, Va bene, va bene. Docio, non Risponda faccia, alle domande. non faccia come la collaboratrice, non divaghi. Allora io le ho fatto una domanda che era proprio semplice, cioè io le ho chiesto se lei è in grado di spiegarci perché in questo momento sostiene che non è stato fermato alla panchina nell'estate 2012 ma nel 2011, perché signor Docio, scusi se mi permetto, non cerco l'ago nel pagliaio, io ho la lista di tutte le sue identificazioni nel periodo che vanno dal 2004 al 2013, quindi se io le faccio queste domande perché c'è una ragione, allora io le faccio una domanda. No, avvocato, non me la deve rifare perché ho capito benissimo. No, ne sta facendo un'altra. Vabbè, dai, No, lei siccome non lei, deve... l'avvocato lo sa bene che ogni volta che vieni fermato non sempre vieni portato in caserma, Vabbè, vieni Vabbè, ma siccome lei ha identificato, parlato... ti possono fermare, perquisire e farti andare via se non hai niente addosso, le guardie Può anche giudiziarie. non rimanere traccia. Va bene. Quindi dico... Presidente D'Ascoli, scusate l'intervento. L'imputato Spada Armando, classe 67, rinuncia al proseguo dell'udienza. Se bene. gentilmente può autorizzare. Grazie, può allontanarsi. Grazie. Grazie a lei. Va bene, Docio, tornando sempre alla questione di Pergola, volevo dire... Era mese 2011? In generale, no? Senta, lei conosce di Silvio Francesco? Quando è uscito dal carcere, sì, l'ho intravisto qualche volta che passava con la Smart nei pressi dell'autolavaggio, perché lì si fermavano anche a lavare la macchina. E ho avuto l'occasione che me l'hanno fatto presente che lui era il cosiddetto Ube. Quindi lei prima della sua scarcerazione non lo conosceva? Solo per sentito dire, lo conoscevo e per la sua fama. La sua fama. E lui si conosceva con Pergola Daniele? Sì, perché a quell'epoca lui riforniva tutta piazza e ci stavano varie persone che avevano Ube. Ah, Ube riforniva tutta la piazza.
Quindi gestiva la piazza di Piazza Gasparri all'epoca? No, non gestiva, ma sempre per conto della famiglia Spada, erano messi in società, perché loro all'epoca ognuno aveva un compito, era uno spaccio che avveniva 24 su 24 ore. Se tu andavi la mattina alle 9 a cercare la cocaina a Piazza Gasparri c'era. Scusi, Dociu, scusi. Lei la scorsa udienza però ha raccontato un altro fatto, qui non è che possiamo dire che siamo solo stanchi. Lei la scorsa oggi ci sta raccontando di un fatto di amicizia fra la famiglia Spada e la famiglia di Silvio Francesco che lei la scorsa udienza alla Corte ha raccontato in maniera diametralmente opposta, perché lei la scorsa volta ci ha raccontato tutta la storia delle femmine delle famiglie. Sì, avvocato, sì, confermo. Mi faccia fare la domanda. Dico, io la scorsa volta il pubblico ministero gli ha chiesto di Silvio Francesco e lei gli ha detto che in realtà non si potevano parlare perché c'era stato tutto questo contrasto. Adesso lei sta dicendo a domanda identica ma da parte della difesa che questi signori Spada e Di Silvio si erano invece pacificatamente diviso un'attività di spalla. Dociu, io capisco che lei è avvocato, però lei mi ha posto una domanda che diceva che era a conoscenza di un collegamento tra Pergola e Ube negli anni antecedenti, e io le ho risposto e io ho fatto anche un collegamento, perché tutto quello che è avvenuto è uscito fuori a conoscenza della famiglia Spada dopo il suo arresto. Signor Dociu, lei la scorsa volta ha detto, glielo contesto testualmente. Sì, ma io l'ho detto, ma allora lei specifichi le domande, avvocato. Di quando parla, a che cosa si riferisce? Perché io gli così mi posso anche io adeguare a risponderle. Mi riferisco esattamente a quello che ha detto lei. Se lei adesso mi ascolta glielo ricordo. Lei ha detto che fino al 2007 il signor Ube era un soggetto in vista che aveva delle macchine costose e che sostanzialmente non era visto bene dalla famiglia Spada. Ube viene arrestato nell'operazione di cui lei oggi ci dice che ha sentito soltanto dire, di cui non sa niente direttamente. Non era visto bene perché le femmine, Spinelli Giulia in particolare, si fidanza con Di Silvio e questo crea un problema di natura familiare. Ce l'ha raccontato lei questo fatto. Avvocato, meno male che ha detto lei il nome della ragazza e non l'ho detto io. Lo vedete che l'ha detto lei? L'ha detto lei, ha portato lei la verità fuori oggi, avvocato. E io gli sto dicendo che questi fatti all'epoca erano tutti uniti, mangiavano tutti dallo stesso piatto. Dopo, in seguito, le cose si sono divise perché non c'era più lo stesso guadagno e ognuno si è dovuto Scusi, lei adesso sta dicendo un'altra cosa ancora, però voglio dire, mi dice le date per favore. Adesso lei dice una terza cosa, voglio sapere le date. Mi dice lei il contrasto tra il signor Di Silvio Francesco e la famiglia Spada quando risale? Perché tra l'altro c'è un'imprecisione anche in questo, signor Dociu. Allora, prima mi dica la data, poi le faccio la domanda successiva. Cioè, vengono qua, prima dell'arresto che è stato effettuato. Prima dell'arresto che è stato effettuato c'era il contrasto? Non c'era il contrasto, non c'era perché non si sapeva questo contrasto, non veniva fuori. Quindi il contrasto è sorto, e quando in seguito è avvenuto questo contratto, come sta avvenendo anche con Tiziano Spada, che sta in videoconferenza con Ottavio Spada, che Tiziano si è lasciato con la moglie per mettersi con una ragazzina, ha lasciato i figli con la moglie. E questo si sa benissimo, avvocato. Scusi, sta con una ragazza Valetta. Se vogliamo mettere tutte queste cose in evidenza, come il signor Carmine Spada sta sorridendo perché queste cose le sai che fanno nervosismo. Signor Dociu, si fermi un attimo. Se no non capiamo più niente. L'avvocato voleva sapere quando è possibile collocare questo contrasto, quando è nato il contrasto. Questa era la domanda. Signor Presidente, questo contrasto, a quanto io ne so, io se lo sono venuto a sapere nel 2009, quando io 2009-2010 che ho iniziato a lavorare con la famiglia Spada. Scusi, nel 2009-2010 lei lo sa dove stava il signor De Silvio Francesco?
E se lo sa ci Non dica... lo so. Ah, non lo sa. Avvocato, non lo so, però me l'hanno riferito perché parlavamo, perché scusi, siccome ma già le aveva una riferiscono di fama famosa per quello che signor aveva Docio, lei parla costruito in piazza Gaspari, ne parlavamo Docio, del passato, signor parlavamo Docio, e era uscita fuori. Signor Docio, non vada per conto suo. Lei parla adesso di un contrasto, dopo che io l'ho incalzata, del 2009-2010, ma lei lo sa che De Silvio Francesca era detenuto? No, nel non ho 2009? detto un contrasto del non lo sa. 2009-2010, avvocato. Non dica cose che non ho Perfetto, lei detto. lo sa nel Io il 2010, contrasto scusi. lo sono venuto a sapere nel Da chi è venuto a 2009-2010. sapere del contrasto? Ci dica un po'. Tanto lo sa di che stiamo a parlare. Io No, l'ho non lo saputo so, me nel lo dica lei. 2009-2010, Lei cosa nel che è avvenuta 2010, molto scusi. prima e che le altre famiglie non erano a conoscenza. Ma Sono nel- venute anche loro in seguito a conoscenza di ciò. Perfetto, le sto dicendo, lei nel 2010 viene a sapere di un contrasto fra le due famiglie. Posso capire da chi lo viene a sapere? E stavo sempre con Ottavio e con gli altri in piazza Gaspari, se ne parlava della fama che aveva Ube per quanto aveva messo in atto in piazza Gaspari il traffico di stupefacenti. Perfetto, Il quindi livello non era, che- scusi, quindi il contrasto era relativo ad un problema familiare o a un problema di gestione della piazza? Che adesso lei ricambia ulteriormente versione, perché adesso lei ha detto una cosa diversa. Chi è la signora Spinelli Giulia? E l'ha detto lei prima che è la signora Spinelli Giulia, glielo ma che chiedo ne a so, lei. l'ha fatto lei il nome. Avvocato, ma tu mi stai a mettere parole in bocca, avvocato, senta, buonasera, Allora, Docio, risponda alla domanda. Chi era la signora Spinelli Giulia? Signor Presidente, non sono qua per giocare con l'avvocato Angela Porcelli, siccome la conosco molto bene, Vabbè, ma lasci perdere, l'avvocato no? Porcelli, non Adesso giochiamo con i a noi non sentimenti, signor interessa Presidente. il rapporto Se professionale che c'è lei, io stato mi in stupo, me ne prendo, passato. me ne vado. Adesso l'avvocato Perché, Porcelli difende degli imputati di questo processo. Lei è Signor tenuto a rispondere. Signor Presidente, parliamoci chiaramente, perché io qua, io sono, già c'ho il 4 bis, come ha detto l'avvocato l'altro ieri, vengo accusato di associazione con la posizione stracciata, con l'aggravante dell'articolo 7, c'ho 25 anni di carcere definitivi, ma che cosa ci vado a guadagnare io a dire delle altre bugie? E mi vado a prendere altre condanne? Ma scusate un attimo, Va bene, ma questo poi allora, lo se queste cose valuteremo. vengono messe in dubbio, allora io mi vado a prendere così il carcere gratis perché mi piace San Va Galeno, bene, Docio, giusto? questo lo terremo in considerare, però lei deve rispettare il lavoro degli altri. Adesso l'avvocato deve Ma io lo difendere i suoi rispetto, però assistiti. signor Presidente, io lo rispetto il lavoro degli altri, però se non viene fatto come da codice penale e non viene ritenuto che quello che viene deve essere fatto il lavoro di un avvocato e non raggirare, fare le domande Vabbè, a no, Trabocchetti, vabbè. fa quell'altro, allora Lasci l'avvocato perdere, non è se che sta la là, domanda non è ammissibile poi lo stabilisco io. Scusi, Presidente. Avvocato No, Presidente, Porcelli. io chiedo solo una cosa, chiedo soltanto che si delimiti temporalmente perché dalle sì. 4 è alzato, quindi se ha Avvocato questi Porcelli. scatti di nervi anche dovuto alla stanchezza. Presidente, che però non- non è che Avvocato ogni Porcelli. volta possiamo delimitare il tempo. È Avvocato processo. Porcelli, vada avanti, non su. possiamo arrivare a fargli fare un esame mica è un tormentoso bambino, perché non dobbiamo finire. È un cristiano anche Però lui. stiamo Ma facendo anche tante lui di ha quelle pure noi. discussioni, Ci siamo noi che sarà Noi siamo evitando le arrivati quali alle 9, avremmo lui si è già alzato alle finito. 4, collega. No, io vi vorrei ricordare che in forza di queste dichiarazioni Avvocato- c'è avvocato- gente che soffre custodia cautelare in carcere Avvocato da Porcelli. un anno. No, questo io lo devo ricordare. Io ho fatto una domanda. bravo avvocato, che ti difendo sempre dagli Avvocato Porcelli, no, non è ammissibile. Tu sei Vabbè. bravo avvocato. Giulia, mi sento dire che Avvocato, hai fatto Avvocato missioni, ma hai fatto condannare, mai fatto. L'avvocato sta Ma hai di fatto nuovo condannare, sovrazzando avvocato. a chi urla di più come è successo con la Ianni. Se i toni Allora, si abbassano probabilmente aspetta, riusciamo facciamo- a capirci. Gli altri avvocati devono rivolgere domande, chi e quante domande avete? E allora, avvocato Porcelli, se concludiamo Presidente, con mi lei... scusi, io mi sono limitata Sì, a chiedere sì, sì, sì.
al dichiarante chi allora, è la chi era signora Spinelli Giulia? Vabbè, e siamo questo ha rimasti creato lì. un problema Siamo che rimasti non riesco lì. a capire. Allora, Doccio, abbia un attimo di pazienza. Va bene, farò la domanda risponda diretta, a queste Presidente. ultime domande e la finiamo con questa udienza Scusi, e col collegamento. Docio, Allora. le faccio una domanda che sintetizza questa. Lei è a conoscenza che Spinelli Giulia, la signora, si fidanza con Claudio Di Silvio? No, lo sta dicendo lei, che io non conosco nessuna Spinelli. Domanda, quindi lei Vabbè, non no. conosce. Perfetto. Sente, quando Non lei conosco, dice... però ma attraverso ascolti un'invitazione fotografica la potrei Aspetti, riconoscere. ascolti però le lei mi deve domande. ascoltare, sennò poi Docci, dice non che io faccia i faccio le commenti. domande a trabocchetto. Io non voglio fare le domande, io le faccio delle domande Ascolti semplici. le domande. Allora, le sto dicendo, lei non sa chi è Spinelli Giulia e non sa se era la compagna di Claudio Di Silvio. Lei però l'altra volta ha parlato di femmine che hanno, nella famiglia Rom, che hanno determinato il contrasto. Posso sapere chi sono queste femmine e da dove ha saputo del fatto relativo alle femmine? Sempre per quanto mi è stato riferito, sempre quando facevo parte dell'organizzazione degli Spada. Dica. E quali sono le femmine che hanno creato il contrasto? Non le so perché non è che le femmine degli Spada, come ben sapete, l'etnia Rom non Vabbè, i nomi non li sa, si parlava genericamente di femmine, vabbè. E Non lo sa, non lo sa. fanno fa come gli pare. Però Abbiamo capito, lei non lo sa. Senta Dociu, volevo farle un'ultima domanda relativamente alla posizione di Maglioli. Lei ha raccontato di una vicenda, alla scorsa udienza, di una vicenda di Maglioli relativa ad un fatto che sarebbe accaduto a carico di un commerciante, imprenditore. La mia domanda è semplice, Dociu. Lei questo fatto in cui è stato coinvolto Maglioli Saber l'ha saputo direttamente o gliel'hanno raccontato? Cioè era presente o gliel'hanno raccontato? io di questo fatto ho saputo perché io non ho più voluto andare a fare questo recupero con Ottavio Spada e Ottavio Spada di conseguenza ha contattato Saber che poi Va quando bene, sono ma non ci deve ritornati raccontare il fatto lo ha raccontato. Allora, poi da chi l'ha ho saputo? capito, ve lo sto dicendo che sono venuto a sapere da una persona che è andata con Maglioli Saber, Chi è? non da Saber ma da una persona che era presente. E chi è? E chi è? Ottavio Spada. Quindi l'ha saputo da Ottavio Spada? Sì. Che ha detto sì? Presidente, scusi, non ho Sì. capito. Ah, sì. Sì. Presidente, io non ho altre domande per il dichiarante. Va bene. Avrei Basta però così. una richiesta di produzione documentale. Vabbè, poi le può fare anche alla prossima udienza. Visto Ma che... questo è semplice, poi ho paura di perdere il filo. Vabbè, Presidente, dica una sola subito. domanda, se posso, per Prego. Avvocato Granozio. Buonasera, senta una sola domanda. Lei sa dove abitava Pergola Roberto? Precisamente Precisamente sì o no? Non ho sì, sentito. Sì, lo so, sì. Ah, Sì, lo so, se vuole descrivo casa di Pergola, gliela descrivo. No, mi dà un indirizzo, un'indicazione. Come giri, come svolti nell'ingresso tra la pizzeria e sì, ma la zona qual l'ingresso è? del garage? Ci dica la zona in cui abita. In piazza Gaspari, signor Presidente, gli avvocati lo sanno, però vogliono... Scusi. Al secondo... Parliamo di Roberto, Presidente, io le come chiedo per entri, favore c'è sta di richiamare il il bagno, tempo. la cameretta, dito per dritto la camera sua. Tociu, la domanda è stata fatta dall'avvocato di Pergola Roberto. Allora, Signor non Daniele, Presidente, Roberto. mi stanno facendo una domanda su un'abitazione come me l'hanno fatta su quella di... Sì, vabbè, no, volevo essere sicuro che perché non mi volevo essere perché non sicuro che avesse individuato il soggetto di cui stiamo parlando. Adesso lei dice precisamente, vuol dire sì, sapeva dove abitava. Sì, avvocato, se non mi credete, La via se la mi state ricorda? mettendo tutti quanti in dubbio la mia parola,
prendete e fate in modo in Allora, maniera di Doccio, farmi fare i risponda sopralluoghi semplicemente. e io, che ne so, Risponda ve a li me. dico. Signor Doccio, risponda. La via la ricorda, la via in cui abitava Pergola Roberto, sì o no? Il nome della via. Se No, non lo non la ricorda... ricordo, però davanti alla pizzeria, Sì. dove abita lo stesso palazzo Pergola Daniele, davanti alla pizzeria c'è al terzo piano, Sì. abita Esposito Marco detto il Barboncino. Mo' Sì. ci siamo con i collegamenti. Vabbè, poi? E quindi la casa di Pergola Roberto qual è? Dov'è? In piazza Gaspari, cioè lui abita proprio davanti a piazza Gaspari, nei lotti dove abita la zia, moglie di Franco Liracheno. Lei c'è stato pure? Ci sono stato sì, signor Presidente. Vabbè, io non lo so, io non c'ero, quindi... Ci sono stato sì, conosco le metodologie che usavano, come nascondevano la roba Va sotto bene. l'ascensore, come lo bloccavano. Va bene. Avvocato, altre domande? Benissimo. Allora, Presidente, Presidente, chiedo scusa dall'Istituto Pensiero di Romero e Bibbia. sì. Prego. Volevo comunicarle che l'imputato Spada Vittorio Sì. intende rinunciare al proseguo dell'udienza, quindi Vabbè, se ha ci autorizza facoltà anche la disattivazione del collegamento. Sì, ha facoltà di allontanarsi e possiamo... Bibbia, possiamo disattivare il collegamento. Presidente, Avvocato Proietti, Grazie una sola Presidente, domanda. buonasera. Sì, però io avevo chiesto se Sì. avevate domande, vabbè. No, perché... Io faccio una domanda, una sola Secca. domanda. Buonasera signor Docio. Io volevo sapere se lei ha mai acquistato, ha mai ceduto sostanza stupefacente a Cardoni Michael. Ragazzo che mi stava parlando prima, Sì, è quello di prima, quello un po' disturbato, diciamo, di cui lei... e come diceva- ho detto, non ho mai preso né dato. Non ho mai... Non ho capito la Preso risposta. niente e neanche dato niente a Ah. Cardoni. Va bene. Domanda secca, risposta secca. Basta... Pubblico Chiedo Ministero. scusa, una domanda Sì, brevissima Presidente. di integrazione di un argomento che abbiamo trattato. Prego. Senta, l'altro ieri abbiamo parlato, e anche oggi, dei 20 kg di hashish legati alla vicenda di Mirko e del pestaggio. Io l'altra volta ho dimenticato di chiederle una cosa, gliela chiedo ora, è telegrafica. C'è poi stato un sequestro di questo stupefacente, in tutto o in parte? Grazie dottoressa Calò. Il sequestro è avvenuto presso l'abitazione di Pucello Roberto, che è stato tratto in arresto presso un ristorante dove gli è stata trovata dell'erba dentro l'armadietto del lavoro, è stato portato a casa e gli hanno trovato 1,2 kg di hashish, dottoressa Calò. E cortesemente vorrei avere un colloquio con lei al prima possibile, perché vuole precisare delle cose che... C'è una domanda ulteriore, aspetti, collegata a questa. Lei come sa che questo stupefacente era una parte di quei 20 chilogrammi? Vuole spiegare alla Corte chi era Pucello Roberto rispetto a lei e quindi come mai lo sa? Poi non faccio altre domande. Era il mio fratellastro, dottoressa. La Corte non sa quello che lei ha dichiarato a suo tempo a me. Quindi- È il mio fratellastro, nonché figlio di Elisei Daniela, la mia madrigna, che abita in via Neapicchio numero 16, che questi 20 kg sono stati portati a casa sua, sono in cantina per precisione, e se è stata portata anche dell'erba presa con Ottavio Spada e tale Christian, che è stato coinvolto nel quel pestaggio che io dico che è un'estorsione, loro dicono che è un pestaggio, dottoressa, ma quella è un'estorsione, è un recupero crediti, scusate. Nessun'altra domanda. Va bene. Allora, Presidente, solo per capire sulla base di questa domanda che ha fatto il pubblico ministero, cioè, quindi questo signor Pucello avrebbe fatto la retta per questi 20 kg? Eh sì. va bene. Chiarissimo. Allora,
possiamo rivederci martedì. Presidente, prima del formale rinvio, la difesa, Cosa voleva produrre? Avvocato Porcelli chiede di poter produrre ed acquisire agli atti del dibattimento uno stralcio dell'informativa di reato che ho dato già in consultazione al pubblico ministero relativo a tutti i fermi, arresti, identificazioni del signor Dociu Paul. Da qui credo e spero che la Corte possa comprendere la rilevanza delle mie domande in ordine alla collocazione temporale dei vari fatti. Il pubblico ministero che dice? Il pubblico ministero non può prestare il consenso perché lì c'è uno stralcio di diverse pagine dell'informativa. A quel punto o l'informativa viene acquisita tutta quanta oppure va, l'acquisiamo nella parte relativa alle... Ovviamente chiedo questo, solo la parte relativa ai fermi identificazioni. Esatto, che è stato redatto dalla Polizia Giudiziaria. Grazie, Presidente. In questi termini l'acquisiamo. Presidente, mi consente, è alla Corte, quindi si può anche liberare. Allora, no, si faccia prima di chiudere i collegamenti, tranne quello di Dociu che può parlare con l'avvocato. Ecco, Signor Presidente, mi scusi, avrei una richiesta da farvi. Potete autorizzare un colloquio in via eccezionale perché ho delle problematiche all'interno dell'istituto penitenziario con la dottoressa Ilaria Calò? Questo sarà, diciamo, ha il potere autonomo il pubblico ministero di sentire, no? Anche perché non credo riguardi questo processo, magari sono altre cose. Anche per delle precisazioni che vorrei... Va bene, questa è una cosa a parte che vedrà il pubblico ministero. Adesso noi lo autorizziamo a parlare col suo avvocato, lo può fare fin da subito. Grazie. Perché il suo esame è terminato. La ringraziamo. Grazie mille. Prego, avvocato Bruzzese. Sì, no, Presidente, solo per riservarci la produzione relativa alla documentazione dei periodi di detenzione di Silvio Nando. Cioè, il dichiarante ha collocato degli incontri con Di Silvio Nando nel 2007 e nel 2012. Siccome De Silvio Nando è stato detenuto dal gennaio 2007 al marzo 2009 e tutto il 2012 da gennaio fino a novembre, abbiamo inoltrato richieste di certificati di detenzione alle carceri in modo da poterle produrre. Grazie. Allora, adesso possiamo disattivare... Presidente da Milano Opera, potrei sapere la data del rinvio che non abbiamo capita? Potrebbe? La data del rinvio. La data del rinvio è martedì 18. Va bene? Va bene per tutti, possiamo disattivare i collegamenti. Signor Presidente, chiedo scusa da Lanciano, gli imputati chiedono di poter parlare con il loro difensore perché non hanno fatto in tempo durante il controesame. Scusate, alle ore 9 allora, il rinvio. Magari lasciamo anche questo collegamento, una volta ultimate le comunicazioni telefoniche lo disattiviamo. Quindi il Lanciano che vuole... Anche da Spoleto, signor Presidente, la stessa richiesta. Lanciano e Spoleto. Vabbè, gli altri li possiamo disattivare. Quindi lasciamo Lanciano, Spoleto e quello del Dociu che sta già parlando col difensore. Va bene? Per sentire chi? Scusi, signor Presidente, sempre da Milano Opera, 18-12 ore? Ore 9:30. Allora, il pubblico ministero, se vuole confermarci... Abbiamo Cardoni Michael rinviato dalla precedente udienza. Allora, Cardoni Michael. Sì. Grazie. Perché scusate bambini e bambine, che a 11 anni bambini e bambine siete, ma noi i baci a chi è che li diamo? A quelli a cui vogliamo bene. Ecco. Poi dove glieli diamo saranno pure un po' cavoli nostri.